Questa trasmissione è offerta da Azienda Agricola Zorzettic. A tutti voi buonasera, ben trovati insieme su Telefriuli per questo spazio di approfondimento. Telefriuli ha deciso di rispondere sì, e lo ha fatto con convinzione, ad un invito che è arrivato dalla LILT, che ci ha in qualche maniera chiesto di vivere in maniera alternativa questo 8 marzo, la giornata che tradizionalmente è dedicata alla donna. Lo abbiamo fatto volentieri, a partire da un libro che diventa anche poi spunto per il titolo di questo speciale di approfondimento. Il titolo del libro è Da sopravvissuta a Dea, l'autrice è Siria Rizzi, come risplendere dopo un cancro. È quello di cui andremo a parlare questa sera. In studio tante protagoniste donne, era inevitabile che fosse così, almeno in questa giornata, e rifletteremo su un tema importante che è quello della prevenzione. Lo faremo a partire da questo libro, che è un libro, lo scoprirete nel corso della puntata, non solo da leggere, ma anche da scrivere. È un manuale, lo possiamo definire un manuale di sopravvivenza, che è vero, prende spunto da un tumore, da una battaglia combattuta contro il tumore, ma che in realtà ci dà tantissime indicazioni pratiche utili per affrontare tante altre sfide che non hanno necessariamente a che fare con il tumore e che, vi dirò di più, non hanno necessariamente a che fare con la malattia. C'è la possibilità di trovare qualche utile consiglio per chiunque abbia a un certo punto la necessità di ritrovarsi, di fare un po' il punto di quello che ha fatto nella propria vita, di quella che è la propria vita, capire se magari c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non ci piace, c'è qualcosa che va in maniera diversa rispetto alle nostre aspirazioni, alle nostre aspettative, perché no, decidere di cambiare qualche cosa. E vado allora a presentarvi le ospiti con le quali dialogheremo questa sera e come vi dicevo partiamo dall'autrice di questo libro, quindi un saluto e un ringraziamento particolare a Siria Rizzi. Grazie per essere con noi questa sera. Buonasera e buonasera a tutti. Approfitteremo di quanto è scritto in questo libro per fare insomma qualche riflessione, qualche chiacchiera insieme. Saluto e ringrazio Sandra Dri, vicepresidente della LILT, l'Associazione Provinciale di Udine della LILT. Grazie anche a lei per la sua presenza. Grazie dell'invito. Buonasera. Un saluto a Sabina Venuti, psico-oncologa, psicoterapeuta. Grazie anche a lei per la sua presenza. E poi Palma Galetti, che è consulente di comunicazione immagine. Grazie per essere con noi. Prima di entrare nel vivo dell'argomento di questa sera, pregherei la regia di mandare in onda una fotografia. Oggi è la giornata internazionale dedicata alla donna, c'è l'abitudine di donare delle mimose alle donne. Perché vi mostro questa foto? Perché sono i fiori che questa mattina un collega ha portato in redazione a Telefriuli, un omaggio per tutte le donne della nostra redazione. E insomma, vedere questi due colori vicino, il giallo della mimosa e il blu della rosa, mi ha fatto pensare subito a tante donne che sono in una condizione di grandissima difficoltà in questo momento. A loro va il nostro pensiero. Proprio qui in Friuli in questi giorni abbiamo visto i volti di tante donne ucraine che sono scappate dalla guerra, che sono arrivate in Italia spesso con i loro figli. Abbiamo visto le loro lacrime, la loro disperazione, che però si è trasformata subito in sorrisi e in forza nel momento in cui queste donne guardavano i loro bambini. Sono scappate per loro, per garantire un futuro a loro. Il pensiero va naturalmente a tutte le donne ucraine che sono rimaste nel loro paese. Sono entrambe scelte di grande coraggio e di grande forza, e sono entrambe scelte accompagnate da una grandissima sofferenza. A loro, a tutte loro va oggi il nostro pensiero. Però non dimenticherei nemmeno le tante donne russe,
perché anche loro stanno piangendo delle vittime che possono essere i loro figli, che possono essere i loro mariti, e un pensiero anche a tutte le donne russe che stanno manifestando, mettendo per questo a rischio la propria vita per dire no ad una guerra nella quale non si riconoscono. Quindi veramente senza retorica, però un pensiero credo sia importante rivolgerlo in questo momento così particolare, scusate, così drammatico, veramente a tutte le donne che si trovano in una situazione inimmaginabile, impensabile davvero. Veniamo allora al tema di questa sera. Io con me ho il libro Da sopravvissuta a Dea. Sfoglieremo alcune pagine del libro, più che altro ecco, utilizzandolo come spunto per la nostra riflessione. Partirei proprio dalle primissime pagine per dare poi subito la parola a Siria Rizzi, che scrive: sono in primis una donna, moglie, mamma, una trainer e coach in programmazione neurolinguistica, con una specializzazione e una missione nel lavorare con e per le donne e un'esperienza in prima persona. Un cancro al seno nel 2018 di terzo stadio. Ho trovato tante informazioni, ma in tanti posti diversi e non in italiano, e così ho voluto raccogliere gli spunti che mi hanno aiutato di più, sperando di poter contribuire nel creare un aiuto pratico. È questo un po', Siria, il punto di partenza? Assolutamente sì. Come hai ben letto, quando tutto è finito, e uso questa metafora, quando i coriandoli per la festa alla sopravvissuta sono stati spazzati via, mi sono trovata veramente un po' abbandonata, con un vuoto assoluto, di fronte a una situazione che non mi era ovviamente mai capitata. E se prima, durante la malattia, molte assumono questa veste da guerriera e quindi combattono, poi sei circondata da moltissime persone, i tuoi cari, i medici e i paramedici, e poi ti trovi completamente abbandonata e ti chiedi: cosa faccio? Cosa posso fare? Se ritorno alla vita di prima, magari hai paura che ti possa ritornare. E poi vuoi dare significato a quello che ti è successo. Ma nonostante appunto fossi una insegnante di strategie tecniche di comunicazione, non trovavo niente di così profondo che potesse aiutarmi in quel momento di completa smarrimento. Questo è un po' il punto di partenza. Insomma, quando si affronta questo tipo di percorso, si immagina appunto che la malattia sia il primo nemico da sconfiggere, sicuramente così è. Superata la malattia, guarite nel caso specifico, si apre però un altro mondo e c'è una situazione alla quale forse nessuno ti prepara, perché l'aiuto e il supporto è spesso incentrato proprio sul come affrontare la malattia. Sul dopo rischia di esserci un po' di vuoto che questo libro tenta in qualche maniera di colmare, mettendo a disposizione di più donne, e non solo donne, è importante ribadirlo, quella che è stata un'esperienza personale. Lo dico perché leggendo questo libro potrebbe essere importante anche per chi si trova a fianco di una persona che combatte questo tipo di battaglia, perché molto spesso non sappiamo esattamente cosa fare, cosa dire, come aiutare chi ci sta vicino. Per questo è un manuale, come posso dire, che è utilissimo non solo per chi questa battaglia la combatte in prima persona. Sì, assolutamente. Proprio in questa situazione di completa assenza proprio di informazione. Mi ricordo andavo da una psico-oncologa, mi ero rivolta anch'io a una psico-oncologa che mi ha aiutato tanto. E quando le ho detto: ok, adesso è il momento di fermare tutte le nostre terapie, provo ad andare avanti da sola, le ho chiesto: c'è qualcosa che mi può aiutare in questa ripresa? E lei mi ha detto: purtroppo no, io vivo in Austria e non c'era in tedesco, non c'era in italiano, in inglese pochissimo, e quindi ho detto: va bene, raccolgo io e lo scriverò io il libro.
e lo scriverò io. E così è stato un percorso molto lungo ed è questo che spero, che questo libro invece di, cioè il mio è stato un percorso, no, in una valle molto profonda, e la mia speranza è proprio che questo libro faccia da ponte e possa evitare molte sofferenze. Allora vado da Sandra Dri, vicepresidente della LILT. Allora ci sono due concetti sui quali torneremo poi più nel dettaglio nel corso di questa serata. Prevenzione e sopravvivenza. Sopravvivenza che è un punto d'arrivo prima e diventa poi un punto di partenza. Concetti questi che sono entrambi molto cari alla LILT. Chiaro. Beh, prevenzione, perché prevenzione è proprio diciamo, la mission della LILT, no? Da sempre, da 100 anni ormai, perché abbiamo festeggiato il centenario della nostra associazione lo scorso febbraio. Quindi diciamo che la diffusione della cultura della prevenzione per le malattie oncologiche è proprio alla base di ogni nostra attività. Lo facciamo in tanti modi. Lo facciamo, non so, incontrando la popolazione, facendo conferenze, con i nostri convegni 2 volte all'anno, quello per il tumore al seno, l'altro per il tumore alla prostata, andando nelle scuole. Ecco, vorrei sottolineare il fatto che la prevenzione andrebbe insegnata, se si può dire, da giovani. E noi cerchiamo proprio di avvicinare i ragazzi alla nostra associazione non per parlare di tumori, che si sa che è un discorso che loro non vogliono giustamente sentire, ma per insegnare a loro quali sono gli stili di vita e le buone pratiche per evitare, se possibile, la malattia. Quindi prevenzione in tutti i campi, con anche visite diagnostiche che noi facciamo nel nostro ambulatorio. Abbiamo delle campagne mensili per cui ogni mese si fanno visite di counseling per il tumore al seno o alla prostata o vari tipi di tumore. E poi la sopravvivenza. Ecco, diciamo che il discorso sopravvivenza viene benissimo a interfacciarsi col libro e con il discorso che porta avanti Siria, perché noi con questa che si chiama prevenzione terziaria pensiamo proprio all'aiuto che possiamo dare alle persone che si sono ammalate, che sono ancora malate oppure nel percorso post malattia. Di Siria diceva che si è sentita sola. Immagino, perché è questo il momento in cui dico, vabbè, l'ospedale ti dice sei guarita, vieni una volta ogni 6 mesi a fare il controllo, però dal punto di vista clinico non ti vediamo più. Ecco che allora noi cerchiamo di attivare, abbiamo attivato in molti anni dei progetti, delle attività appunto in sostegno alle persone, perché dopo la malattia è giusto che uno possa riprendere la propria vita, il proprio posto in società, nel lavoro. E quindi come lo facciamo? Non so, in vari modi. Uno, penso il primo che mi viene in mente è il supporto psico-oncologico. Qui infatti abbiamo la Sabina, che è sempre stata un'operatrice della LILT, adesso è un'operatrice a dipendenze dell'ospedale di Udine. Lei insieme a altre 2 psico-oncologhe ha fatto migliaia di ore di supporto psicologico. No? Di questo parleremo poi sicuramente più nel dettaglio, cercando di capire davvero come si possano accompagnare le persone in questo percorso che sicuramente ha tante difficoltà. Si parlava di sopravvivenza, perché è importante farlo? Perché fortunatamente non è questione di fortuna, è questione di studio, è questione di ricerca, è questione di passi avanti che sono state fatte. Le persone che sopravvivono al tumore sono tante, sono tantissime, ci auguriamo che possano essere in futuro ovviamente sempre di più. Per questo è importante interrogarsi su come colmare quel vuoto che esiste, un vuoto con il quale evidentemente si confrontano tutti coloro che riescono ad affrontare la prima parte di questa battaglia. Facciamo una pausa per la pubblicità, poi torniamo di nuovo insieme in studio.
L'8 marzo a modo nostro, l'abbiamo ribattezzata così questa puntata, questo spazio di approfondimento che Telefriuli ha organizzato rispondendo ad un invito della Lilt, prendendo spunto da un libro, Da sopravvissuta a Dea, scritto da Siria Rizzi, che è in studio con noi, che insomma ha iniziato a raccontarci della sua esperienza, di come è nato questo libro, perché è nato questo libro. Ritorniamo allora alle pagine per parlare di questo scatto, diciamo così, dal sopravvivere al risplendere. Si fa riferimento in questo libro a una frase particolare che riguarda il danzare nella pioggia. Vogliamo spiegarlo meglio? Sì, si rifà al mio poeta preferito, che è Khalil Gibran, il quale dice che la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a danzare nella pioggia. Ed è proprio quello che, ho ripetuto più di una volta nel libro. Quando ci capita qualcosa, ci raccontiamo sempre una storia che può essere positiva o negativa, ma a questa storia si collegano sempre tante sensazioni, tante emozioni, e molto spesso chi di noi si può dire: ma la vita è una guerra, oppure la vita è una battaglia. È vero, ma da lì si può aspettare la pace, sperare nella pace e fare qualcosa per la pace, oppure aspettare, invece di aspettare che finisca una tempesta, ballare nella pioggia. E questo è stato appunto lo spunto di partenza dal libro. Il dolore che nessuno vede. Assolutamente. Finito tutto, come ho detto, ci sono state tantissime persone che durante la malattia mi sono state vicino, e poi ci sono state tante persone che un pochino mi chiedevano come stai, e mi sentivo quasi costretta a dire bene, quindi avevo messo una maschera, come spesso ognuna di noi fa in momenti difficili. E anche senti un pochino quell'imbarazzo quando ti chiedono come stai, no? Un po' come non vedere l'elefante che c'è nella stanza. E tu, per non appesantire ancora di più quella sensazione, rispondi bene. Oppure ti dicono: ti vedo benissimo, che è un modo per evitare, no? Ecco, una cosa che mi ha colpito molto di quello che c'è scritto in questo libro, che si danno due consigli sulla domanda più giusta da fare, che magari non è esattamente come stai, e anche sul modo più giusto, tra virgolette, di rispondere, giusto? Sì, allora invece di chiedere come stai, è magari molto meglio come stai in questo momento. E la risposta è dare una risposta sincera e rispondere: in questo momento non sto bene, grazie per avermelo chiesto. Quindi il fatto di non mentire a se stesse. È questo un primo passaggio. Ecco, vado da Sabina Venuti, ripartendo proprio da qui, sul chiedere aiuto, sulla necessità di rivolgersi a qualcuno che in un momento di smarrimento, no, diventa essenziale, fondamentale, così. Sì. Beh, innanzitutto c'è un po' un limite anche culturale, come sappiamo, quindi anche l'idea a volte chiedere aiuto è confessare di avere delle debolezze, no? Prima si diceva: al di là della malattia, con chi stiamo lottando? Stiamo lottando in realtà con tutto quello che tira fuori la malattia, con le mie debolezze, con quello che scopro di non riuscire a gestire. Una cosa che mi ha colpito di questo libro è proprio il fatto che si parla non di sopravvivenza, perché anche a livello psicologico c'è una grande differenza. Quando la malattia passa e tutta quella rete di sicurezza lì, delle chemioterapie, delle radioterapie, dei controlli coi medici, tanto odiati, che però quando vengono a mancare tirano proprio via quella sicurezza, e la persona si trova con le proprie paure. Ma in realtà
adesso senza annoiare troppo con delle basi neurofisiologiche, ma c'è anche una spiegazione, cioè non è erroneamente, come lo consideriamo tante volte, solo un capriccio emotivo, c'è una base fisiologica, perché io quando mi trovo davanti ad una minaccia, come può essere una diagnosi di tumore, che effettivamente è una minaccia alla mia vita, no? Come un drago infuocato che mi trovo a dover combattere, anche nel momento in cui questo viene meno, il fatto di aver vissuto questo trauma per un tempo prolungato lascia accese nel nostro cervello quelle parti di sistema limbico, soprattutto l'amigdala, che mi fanno sentire costantemente minacciata. Se io una volta passata questa minaccia non riesco a tornare ad uno stato proprio fisiologico di tranquillità e pace, diventa veramente sopravvivenza, perché io non riesco proprio a restare nel presente, e in questo credo che il libro di Siria sia proprio, anche per la facilità con cui può essere utilizzato, perché io l'ho fatto, e alla parola target tumore si può sostituire in realtà qualsiasi altra cosa ed è valido per ragionare sulle proprie debolezze. Questo strumento può facilitare la possibilità di tornare ad un presente in cui io mi risento in sicurezza e quindi spengo anche le mie aree che mi spingono alla reazione di attacco e fuga. E poi il ritrovare se stessi, no? Fare un po' il punto su quello che è successo e ribadiamo il concetto, non deve essere necessariamente il tumore, ma ritornare in contatto con il proprio io, perché comunque il percorso che avevamo intrapreso a un certo punto ha preso una direzione che non era quella sperata, era una direzione inattesa, improvvisa. Sì, la cosa importante è che anche lei dice nel libro che questo riappropriarsi di se stesse non è per forza un tornare alla condizione precedente, anzi a volte il tumore può creare delle crepe che possono essere sicuramente dannose, ma che se elaborate possono diventare addirittura uno stimolo per cambiare. L'adattamento non è tornare alla situazione di prima, ma trovarne una più adeguata. E poi c'è un altro aspetto, no? Il fatto che le persone che fanno questo tipo di percorso possono avere al loro fianco delle figure professionali che sono veramente specializzate. Non parliamo di psicologa, parliamo di psico-oncologa, non parliamo in maniera generale di nutrizionista quando poi si tratta di fare un percorso che riguarda anche l'alimentazione, ma di un nutrizionista specializzato in questo campo. Questo credo che sia un valore aggiunto fondamentale, sì, importante, proprio perché l'esigenza iniziale è quella di sentirsi capiti rispetto al percorso che si sta facendo. No, questa è una cosa che va assolutamente sottolineata, soprattutto nel nostro ambito, perché essere psicologo, psicoterapeuta non vuol dire saper lavorare con la paura della morte, con l'oncologia, per cui io capisco magari la buona fede anche dei nostri colleghi, però avere l'umiltà di dire io so fare questo, io so fare altro ed eventualmente anche inviare, anche perché noi appunto in ospedale ci siamo da tanti anni grazie alla LILT e poi adesso finalmente grazie all'azienda, e quindi avere anche l'umiltà se non altro di collaborare. Torno un attimo da Siria, vado a un'immagine che si vede in questo libro, una delle poche fotografie che ci sono. Sì. Mi sentivo come una chiesa distrutta dal terremoto, ma con la facciata ancora intatta. Dal di fuori sembrava tutto a posto, ma dentro c'erano solo macerie. Assolutamente. Ritorno a quanto ho detto in precedenza. Molto spesso descriviamo le nostre situazioni, le nostre sfide con delle metafore. Mi sento, non vedo la luce alla fine del tunnel, mi sento in gabbia. Ecco, in quel momento io poi ho vissuto il terremoto e quindi il terremoto è stato importante e mi ricordavo proprio di una chiesa, quella è proprio una chiesa a Gemona, dove era rimasta questa facciata bellissima, ma dentro era tutto macerie, e mi sentivo proprio così. Ed è importante, infatti parlo anche di una tecnica che poi ho rinominato metaforfosi, perché è il connubio tra il cambiamento, quindi la metamorfosi della metafora, quindi partiamo dalla metafora che usiamo e andiamo a cambiarla, ma partendo dalla metafora. E quindi ho detto, ok, sono questa facciata, sono questa chiesa, che cosa mi serve per cambiare? Bene, devo acquistare i materiali, quindi prendere nuove informazioni e andare a costruire poi
la nuova chiesa, magari ancora più bella, e serve un'impalcatura, quindi mi serve un aiuto, un sostegno. Ecco, la psico-oncologa, ecco un percorso che poi ho seguito io stessa, ma proprio partendo da quella metafora mi ha aiutato tantissimo. La metafora e poi la nuova metafora, perché è importante quello che diciamo, è importante quello che ci diciamo, di cui ci autoconvinciamo, no? Delle volte bisogna rimettere un po' tutto in discussione e purtroppo spesso capita che ci mettiamo in discussione solo a fronte di un evento traumatico che ci costringe, no? A farlo, e questa può essere una opportunità per ripartire. Vado allora da Palma Galetti, consulente di comunicazione e immagine, perché ecco, è interessante davvero questa operazione, no? Quindi la malattia, la battaglia contro la malattia che diventa occasione per ripensarsi e per mettersi poi a disposizione degli altri, insomma un'operazione che ci piace, che ci è piaciuta, ed è il motivo per cui abbiamo deciso insomma di raccontare questa storia stasera. Beh, prima di tutto ci mettiamo a disposizione di noi stessi, perché essere poi disponibili e aperti verso gli altri vuol dire prima avere recuperato comunque la nostra immagine e anche la soddisfazione e lo slancio verso la vita. E sicuramente un percorso che ci accompagna anche fisicamente, sentendoci migliore. Ecco, questo fatto di rinascere, di sentirci delle idee e non delle sopravvissute. E mi è piaciuto moltissimo una delle tante metafore usate da Siria, che è l'archetipo della donna guerriera. Ho usato gli archetipi di Jung, no? Dice, però rimaniamo anche un po' imbrigliate in questo archetipo. La guerriera ci aiuta fino a un certo punto, ma in realtà poi dobbiamo lasciare spazio anche a qualcosa di più giocoso, ecco, come il prendersi cura di noi, della nostra immagine, l'avere cura di sé per rientrare nella nostra comfort zone. E mi è piaciuto molto vedere proprio come Siria ha giocato con gli archetipi per cercare nelle sue strategie di trovare il modo migliore, la forma migliore, che può passare anche attraverso un restyling, anche attraverso un ripensamento della propria immagine, del proprio outfit, uno slancio nuovo verso la vita. Mi sembra di aver colto, Siria, dimmi, anche tu, dammi il tuo feedback. No, assolutamente, hai colto benissimo. Quando abbiamo la malattia siamo proprio in modalità guerriere e come diceva Sabina, quando siamo in quella modalità da guerriera, quindi siamo nel scappa o fuggi, siamo sempre sotto stress e che durante la malattia magari ci aiuta, ma poi dobbiamo cambiare modalità e quindi entrare poi nella fata madrina oppure poi fino ad arrivare alla modalità dea, quella che sa dentro di noi tutto, sa la verità, sa che cosa ci piace, sa che cosa vogliamo fare, è decisa ed è femminile. E c'è quella consapevolezza poi, no, che diventa importante, non significa mettere da parte quello che si è vissuto, ma insomma farne tesoro, no, trasformarlo in opportunità, come abbiamo detto più volte. Diciamo che la frivolezza può diventare a questo punto anche un valore aggiunto. In realtà prendersi cura della propria immagine secondo me è molto superficiale valutarlo solo come frivolezza, ma è proprio una ripresa della gioia, della felicità, di un sentimento buono che ci riconcilia anche con la vita, perché alla fine poi quello che mi piace molto di questo manuale, tu l'hai proprio chiamato manuale ed è vero, non è solo inerente a uno stato di patologico, ma racconta un po' anche la storia della nostra vita, che è un up and down, che è un prendersi cura di noi, lasciarsi un po', mollarsi un po', riprendersi, fare le cose con amore, fare le cose invece con un po' di rabbia e con un po' di rancore, ecco. E quando ci riconciliamo con noi stesse abbiamo voglia anche di riprenderci la nostra femminilità. Ecco, esatto, una riconciliazione che riguarda poi anche il fisico, la fisicità, la femminilità, soprattutto insomma quando si parla di un intervento al quale si deve ricorrere appunto per curare, per affrontare questa malattia. Un capitolo che apriremo subito dopo la pubblicità, tra poco.
riconciliarsi con il proprio fisico, con la propria fisicità, fare i conti con la propria femminilità che in qualche maniera è stata proprio colpita, no, al cuore. Quindi ci sono delle ferite con le quali fare i conti, che sono psicologiche ma sono anche fisiche. Anche questo, Siria, è un passaggio di questo percorso. Assolutamente. Sono stata operata al seno e quindi la mia femminilità era stata messa veramente in dubbio. E mi ricordo, dopo 3 giorni dall'operazione, è arrivata la mia oncologa e mi ha detto: Siria, hai già visto la ferita? E io in lacrime le ho detto: non ho avuto ancora il coraggio. E quindi quello mi aveva messo veramente, aveva assopito tutti i miei istinti femminili, e che per molto tempo sono rimasti assopiti, ma proprio quando ho voluto poi riprendere e iniziare a ricostruire questa cattedrale in macerie, è stato uno dei miei primi passi su cui ho lavorato, il recupero della femminilità. Di questo parleremo tra un attimo, perché adesso parliamo del calendario della Lilt, che si ricollega in parte poi anche a questo passaggio. Da oltre 10 anni la Lilt realizza questo calendario attraverso il quale si possono veicolare tanti messaggi. Naturalmente c'è la necessità di raccogliere anche fondi, no, per sostenere l'attività della Lilt, questo è importantissimo, ma c'è anche un altro messaggio legato proprio al calendario in sé, e il messaggio qual è? Si può essere belle come prima, si può essere, anzi, riprendendo quello che dice Siria, ancora più belle di prima, proprio perché poi si inserisce quella consapevolezza che poi trasferisci come? Con un sorriso diverso, con uno sguardo diverso, più luminoso, grazie proprio a quella consapevolezza che magari prima non c'era e che con tanta fatica, con tanta sofferenza poi si conquista. Allora, del calendario della Lilt abbiamo parlato con Daniela Romanini, che è coautrice e protagonista di questo calendario. Vediamo allora il contributo. Il calendario Lilt nasce perché deve ricordare a tutte le donne quanto sia importante la prevenzione, perché è quella che può salvare la vita, perché è quella che può evitare alle donne di diventare necessariamente delle guerriere. La prima cosa che ti succede è che ti fai mille domande che non servono in realtà, perché l'unica domanda che ti devi porre è: ce la farò? Però poi siamo donne e ci chiediamo i nostri capelli e il nostro aspetto, e poi invece piano piano riusciamo a far coincidere tutto come siamo abituate da secoli, e siamo capaci di rasarci i capelli con grande coraggio, sapendo che ricresceranno, e di truccarci ogni giorno, anche se non ci va, anche se ci viene da piangere. Però l'importante è mettersi davanti allo specchio e ricordare a noi stesse quanto ci amiamo, perché dobbiamo volerci tanto, tanto bene. Il titolo del calendario 2022 è proprio Oltre l'orizzonte il sole. In questo caso i proventi vanno alla psicologia dell'oncologia, che è un settore importantissimo. Dobbiamo saper navigare a vista, ma non dobbiamo assolutamente mai perdere di vista l'orizzonte, e con la prevenzione eviteremo di stare nell'ombra anche solo un attimo, ma continueremo ad avere la nostra strada soleggiata. Here comes the sun, I say, it's all right. Vado da Sabina Venuti, riprendendo un concetto che è stato espresso da Daniela. Dobbiamo navigare a vista ma senza perdere di vista l'orizzonte, che credo sia una prospettiva
anche in questo caso adatta a questo contesto, ma a tanti altri, anche quelli che stiamo vivendo in questo sì. disastroso periodo della nostra vita. E non è facile. Io penso, uno dei consigli che do è che è difficilissimo da applicare perché paradossalmente va quasi contro la nostra natura, è quello di andare passo per passo. Noi siamo abituati a porci degli orizzonti molto lontani, però quando, riferito anche appunto al momento culturale che stiamo vivendo, ma per parlare anche di un tumore, se io penso guardo la montagna, no? A chi piace scalare, guardo la cima, neanche non parto perché diventa veramente un'impresa titanica anche soltanto a livello mentale. Invece la capacità di dire, anche Messner ha fatto qualche passaggio in rifugio, e quindi la capacità di porsi degli orizzonti realistici, degli obiettivi realistici e più vicini, che non vuol dire togliersi l'obiettivo, vuol dire semplicemente renderlo più accessibile. Torno da Siria a proposito, no, di fare i conti con il proprio fisico che è cambiato in maniera improvvisa, in maniera drammatica, però lo spirito con il quale si affrontano poi le situazioni a volte fa davvero la differenza. Dico una parola, poi le chiedo di spiegarcela, che è Frankie. Sì. E mi fa tanto sorridere e al tempo stesso commuovere. Grazie per averla detta. Sì, appunto, passando dalla modalità guerriera alla modalità della fata madrina, quella che prende tutto con spirito, mi sono guardata e ho detto, beh, effettivamente è proprio bruttina, un po' Frankenstein della situazione, ma sai cosa? La chiamo Frankie e ho iniziato un po' un dialogo con questa Frankie e ancora tuttora dico, ah Frankie, che bella che sei, no? E quindi è stato proprio questo passaggio dalla guerriera all'inizio dell'accettazione del mio corpo, quindi una nuova consapevolezza, e il fatto stesso di chiamarla Frankie mi ha un po' alleggerito. Ecco, e questo, voglio riprendere questo concetto perché dicevamo, no, un manuale che può essere utile in tantissime situazioni. Parliamo nel caso specifico di una cicatrice al seno, possono essere tante diverse le cicatrici che non sono necessariamente legate alla malattia. Penso per esempio alle donne che partoriscono con taglio cesareo, no? E che devono fare i conti con quella cicatrice che mette in discussione la femminilità, che mette, no? È una situazione diversa ma che insomma le accomuna. Ecco, questo spirito mi è piaciuto moltissimo perché poi a un certo punto vediamo chi è più forte, vediamo chi la prende meglio, no? Questa situazione, e da lì nasce uno slancio che veramente è importante. Un altro concetto, altri due in realtà, quello del potere della scelta, no? Che ciascuno di noi a un certo punto può decidere, no? Che cosa fare, in che prospettiva mettersi, se arrendersi, accontentarsi o se diventare protagonista di un cambiamento. Assolutamente sì, l'hai detto benissimo. Non possiamo evitare che le cose brutte ci accadano, non abbiamo il controllo, ma abbiamo il controllo sulle nostre scelte. In ogni momento possiamo scegliere il significato di ciò che ci succede. Questo sta assolutamente a noi e possiamo dire è la fine di tutto, è la cosa più brutta del mondo e buttarci giù, oppure dire bene, è un nuovo inizio, è una nuova sfida, cosa posso imparare da questa situazione? La scelta sta a noi. Sandra Dri, avete una testimonial incredibile, no? Certo, infatti, a questo punto, perché poi credo che davvero la forza che hanno trovato, no? Donne che come Siria hanno deciso di prendere in mano la situazione diventi importante, perché magari non tutte hanno, no? questa forza, questa capacità, ma possono essere davvero di grandissimo stimolo per chi affronta lo stesso percorso. Sì, e infatti io vorrei fare una domanda sia a Siria che insieme alla Sabina come psiconcologa. Leggendo questo libro ho pensato un attimo, no? Noi organizziamo sempre cose nuove, cerchiamo di venire incontro alle persone ammalate. Ho pensato, non è che si
sarebbe auspicabile fare un gruppo, cioè rendere questo libro, questo manuale, come l'abbiamo chiamato, perché non è il solito libro in cui si scrive l'esperienza di una donna che ha passato la malattia. Ecco, siccome ci sono tanti esercizi da fare, ecco, io tranne quelli del disegno che non sono bravi a dire, però dicevo, questa cosa potrebbe essere forse fatta, perché magari da soli uno fa, poi mette giù, in gruppo potrebbe essere diventare uno dei nostri progetti LILT di prevenzione terziaria, un gruppo di persone che si trova e assieme svolge, diciamo, i compiti e si confronta, perché è un libro da vivere, non da leggere. E poi, se posso dire una cosa, solo per pubblicizzare la LILT, avete parlato tanto di riprendersi cura di se stessi. Ecco, noi abbiamo un'attività che si chiama Belle come prima, che potremmo chiamare Belle più di prima oggi, che abbiamo ripreso per fortuna questo mese, dopo 2 anni di sospensione naturalmente a causa del Covid, e questo è un progetto rivolto alle donne che hanno subito chemioterapia, radioterapia. Sono dei trattamenti estetici, delle coccole le chiamiamo noi, per le donne appunto che hanno problemi di discromia con la pelle, ecco, e vengono da noi con dove c'è un'estetista molto preparata che fa appunto questi trattamenti estetici, dà consigli anche sulle possibili creme da adoperare, e lo riprenderemo, spero, presto in gruppo. Infatti lo facevamo in gruppo come gruppo di make-up, di trucco. Donne che non si erano mai truccate dopo la malattia, così con il passaparola hanno scoperto che c'è questo gusto di stare assieme, di condividere le esperienze e di imparare a truccarsi, sono diventate più belle di prima. Quindi è rilanciato questo progetto, spero che chi ci ascolta vorrà approfittarne, mettersi in contatto con noi, e poi il progetto di terapia di gruppo con questo testo. Sentiamo Sabina Venuti su questo. Sì, come sì. la vede una terapia di gruppo? No, la di questo vedrei tipo? facilmente attuabile, anzi può essere, cioè, si basa comunque sui concetti che ci sono sempre stati del sostegno, no? Dell'automutuo aiuto. L'unica cosa c'è da dire che ovviamente andrebbe effettuata una scrematura, perché non tutte le persone arrivano ad affrontare una problematica con le stesse risorse. Certo. Cioè Siria ha una struttura e delle risorse che sono veramente encomiabili, e quindi basterebbe Che possono essere però anche contagiose, voglio certo, dire, no? esatto. Basterebbe un po' valutare come creare il gruppo, ma sicuramente una potenzialità molto forte, sì. Chiedo anche a Palma Galetti come valuta questa cosa, perché poi da cosa nasce cosa? Si può, no, rinominare un progetto che prima si era chiamato Belle come prima, adesso può diventare Più belle di prima, da un libro può nascere lo spunto per creare una nuova terapia di gruppo. Da cosa nasce cosa? Ma no? sicuramente, secondo me, l'imagoterapia, chiamiamola così, può essere veramente uno spunto ludico, un gioco per uscire dalla serietà, dalla seriosità, anche dalla drammaticità di una malattia, ma anche di un altro evento che comunque ci porta lutto, ci porta dolore e dispiacere. Può essere un modo leggero per stare insieme recuperando la forza, perché forza e leggerezza paradossalmente possono camminare insieme, e il fatto di imparare a truccarci, imparare a vestirci, imparare, come dire, a tirare fuori il meglio di noi stesse, quindi questo effetto Pigmalione rivolto a se stesse può essere un momento di gioco, ma un momento anche di recupero della nostra forza e soprattutto dell'autostima. Quando ci vediamo più belle siamo generalmente anche più felici, no? Abbiamo bisogno anche di questo. Assolutamente sì, tutte quante e sempre, in qualsiasi situazione. Ci fermiamo per la pubblicità, poi abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme, a tra pochissimo. Ci avviciniamo alla fine di questo appuntamento, allora andiamo verso le ultime pagine del libro. Ci sono un paio di cose che vorrei riprendere. Il primo concetto è questo: chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come. Questo credo che sia un passaggio importante. Si parla nel libro della crescita post-traumatica, si parla nel libro appunto del potere della scelta, del cambiamento che decidiamo di avviare, poi di quella forza che appunto nel momento in cui abbiamo deciso che sì, vogliamo sopravvivere,
dopo ci fa affrontare davvero quasi ogni cosa. Ci vuole assolutamente un perché in ogni cosa. Per me è stato, stavo mettendo veramente a serio rischio la mia famiglia, quindi il perché era proprio per la mia famiglia, quindi per mio marito e per mio figlio in primis e poi per la mia famiglia allargata, e soprattutto perché è diventata la mia missione, quella di aiutare le donne a risplendere, e questo è il mio perché, a risplendere, a mettersi in contatto con la propria femminilità e a trovare i propri talenti, per poi implementarli. Questo è il mio perché, ma ognuno di noi ha il suo perché, e se non lo trova, ecco perché poi non lo chiedo una volta perché vuoi fare questo, ma lo chiedo almeno 6 volte, quindi perché vuoi questo, fino ad arrivare al profondo. Come si diceva, un libro anche da scrivere, perché a un certo punto Siria pone delle domande, invita la lettrice a mettere per iscritto una promessa, un impegno, una considerazione, sì, no? Su se stessa, e propone anche delle esperienze che, appunto, come si diceva prima, sarebbe bello immaginare di poter fare, no? in gruppo. E poi un'altra cosa che ho trovato particolarmente interessante, anche qui da estendere proprio alle situazioni più disparate, quando affrontiamo delle situazioni difficili, quando affrontiamo dei problemi, quei problemi diventano un tarlo, no? nella nostra testa, e ci autoconvinciamo che il problema e non la soluzione magari al problema sia la cosa più importante. Questo ci tormenta durante il giorno e ci tormenta spesso anche durante la notte, no? Addormentarsi con quel chiodo fisso del problema che non sappiamo come affrontare, che non magari pensiamo di poter risolvere, ci rovina la notte e poi tutta la giornata. C'è una regola, chiamiamola così, che Siria propone, che è la sfida mentale dei 10 giorni, durante i quali appunto invita a rimuovere i pensieri negativi, le metafore, come si diceva prima, anche negativi, e poi dà un'indicazione molto pratica. Quando ti svegli la mattina, poniti le domande del mattino. Prima di dormire, le domande della sera. Accadranno miracoli. Perché farsi delle domande, soprattutto quali domande farsi alla sera e al mattino? È una questione di focus. La nostra energia va dove va la nostra attenzione, e quindi se stiamo sempre focalizzati sul problema, ovviamente a questo focus si attribuiscono e proviamo determinate emozioni, quindi sensazioni. Quindi cambiando il focus, cambiando l'attenzione, viviamo altre emozioni, e quindi cambiamo totalmente la nostra vita. E quindi propongo queste domande, e queste domande aiutano a cambiare proprio la nostra attenzione. Ovviamente troviamo sempre cosa cerchiamo. Quindi prego, prego. Scusa, faccio fare sempre questo esercizio, no? Se chiudiamo, cioè ci guardiamo intorno e chiedo, cercate qualsiasi cosa che sia blu, blu dappertutto, le persone poi la cercano, chiudono gli occhi e poi chiedo, ok, che cosa avete visto di verde? Non se lo ricordano, perché? Perché hanno cercato il blu, quindi troviamo quello che cerchiamo. E così è con queste domande, quindi ecco perché faccio trovare il verde invece che il blu. Ecco qualche esempio delle domande del mattino. Di cosa sono felice in questo momento? Di cosa sono orgogliosa in questo momento? Di cosa sono grata? Anche qui la gratitudine, no? Un altro concetto molto importante. Tra le domande della sera: cosa ho dato oggi? Cosa ho imparato oggi? Che cosa ha portato la giornata odierna alla qualità della mia vita? Quindi soffermarsi ogni tanto anche sugli aspetti positivi, su quello che si è fatto di buono, diciamolo così, un esercizio che molte mamme fanno anche con i loro bambini, no? La sera prima di andare a dormire, soprattutto magari se ci sono delle tensioni, se ci sono insomma i problemi che si affrontano a quella età. Questo ovviamente vale per tutti. Una domanda importante è: dove troviamo questo libro? Come si fa ad averlo? Beh, con il mezzo forse più semplice oggigiorno su Amazon, quindi
quindi c'è su Amazon.it da sopravvissuta Dea e si può acquistare. E questo insomma era importante per chi volesse insomma trovare qualche spunto utile. Siamo un po' ai giri finali, vado da Sandra Dri, abbiamo raccontato di una storia, di un percorso, del sostegno che si può dare a chi affronta questa battaglia. Anche in questo caso partiamo da un'indicazione pratica: dov'è la LILT? Sì. Dunque, l'ambulatorio della LILT a Udine è in via Francesco di Manzano numero 15. In questo ambulatorio facciamo appunto le visite e anche le varie attività che non sono anche riuscita a nominare, facciamo shiatsu, incontri di musicoterapia e tante altre cose. Mentre c'è una segreteria anche in padiglione 5 dell'ospedale di Udine. Poi abbiamo anche un sito, siamo anche su Facebook, quindi facilmente raggiungibili. Ecco, un messaggio: ci sono dei periodi dell'anno in cui insomma ci sono specifiche campagne di sensibilizzazione, ma approfittiamo di questo momento per lanciare un messaggio a chi ci sta seguendo. Ecco, dunque 2 volte all'anno noi abbiamo, una volta all'anno il convegno, in ottobre il convegno del Nastro Rosa, e a novembre il percorso azzurro. L'anno scorso, a causa Covid, abbiamo legato le due cose, mettendo tumori femminili con quelli maschili insieme, e ci è sembrata una soluzione ottima. Poi abbiamo adesso a marzo la giornata della settimana della prevenzione, in cui saremo presenti nelle piazze con l'offerta dell'olio d'oliva, perché l'olio d'oliva è proprio il simbolo, no? dell'alimentazione sana e della dieta mediterranea, che può fare solo che bene per la prevenzione. Poi in ottobre abbiamo il peperoncino day, in cui reclamizziamo anche un altro ortaggio, no? Assolutamente utile per la prevenzione, e poi campagne durante tutto il tempo dell'anno in cui svolgiamo le visite di prevenzione. Per l'informazione quindi basta rivolgersi alla nostra alle 2 segreterie che abbiamo, oppure andando sui social, che naturalmente ormai sono diventati, no, di uso corrente, e quindi siamo presenti ovunque. Ecco, una cosa importante, no? Bisogna anche sfatare qualche falsa credenza ogni tanto. Abbiamo parlato molto di prevenzione, però sottolineiamo anche un altro fatto: che parlare di tumore si può. Parlare di tumori si deve, che non è necessariamente qualcosa di cupo, lo si può fare un po' come abbiamo tentato a modo di farlo questa sera, in maniera sicuramente seria, ma con un atteggiamento insomma positivo, propositivo. Far finta di niente credo che non sia d'aiuto davvero a nessuno. Allora chiedo una considerazione finale, magari anche su questo, a Sabina Venuti. Siamo partiti dicendo bisogna chiedere aiuto, insomma adesso no. Assolutamente, io uso sempre una metafora, che noi siamo fatti un po' come una pentola a pressione. Se ogni tanto concediamo alla nostra mente, al nostro dolore di sfiatare, allora quella pentola può continuare a bollire, altrimenti si rischia veramente l'esplosione e lì poi diventa tutto più difficile. Quindi non aver paura di accettare anche il fatto che la sofferenza fa parte di noi, come tutte le emozioni belle, anche quelle brutte ci sono. Insomma, anche fare i conti con le proprie fragilità, no? Sì, non c'è niente di male, abbiamo anche tutti la rabbia. Noi i nostri punti di debolezza, abbiamo anche la rabbia da gestire, con la quale fare i conti. E a proposito di pentola a pressione, insomma, la rabbia è un po' così, se non la si gestisce, poi a un certo punto ci gestisce lei, e non è il massimo. Chiedo ecco una riflessione finale anche a Palma Galetti rispetto insomma al tema che abbiamo affrontato, e chiedo anche a lei se vuole così trasferire un messaggio a chi che sicuramente è importante parlare di questi problemi, e sicuramente è importante comunicare a livello generale, così come è importante condividere e trovarsi. Allora, noi ne abbiamo parlato in un contesto di tumore, di malattia, però l'apertura agli altri, il fatto di essere disponibile, di portare anche un po' di gioia e una ventata di leggerezza, secondo me in questo momento storico più che mai è proprio un bisogno, non è più solo un sogno, un desiderio, ma è un bisogno di stare insieme, di condividere e di sentirsi anche più sereni, più leggeri e possibilmente più felici.
Allora, mostriamo ancora una volta il calendario del quale abbiamo parlato questa sera, anche questo insomma è un modo per sostenere l'associazione, le tante attività che l'associazione svolge, delle quali abbiamo parlato, senza magari soffermarci troppo, ci sarà insomma sicuramente un'altra occasione. Questo insomma è un modo per aiutare chi combatte al fianco delle persone che si trovano ad affrontare questa battaglia. Una cosa in chiusura, ringrazio poi naturalmente tutte voi per essere state qui questa sera, per il messaggio che avete portato, un ringraziamento in particolare ovviamente a Siria che ha messo a disposizione la sua esperienza personale proprio per cercare di essere aiuto ad altre donne, e concluderei proprio con la frase finale del libro. Ricordati, la vita è meravigliosa, tu sei meravigliosa, brilla e diffondi la tua luce. Con questo augurio noi ci fermiamo, grazie a tutte voi, grazie ai tecnici in regia e naturalmente anche a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci. Questa trasmissione è stata offerta da Azienda Agricola Zorzettic.